io ho visto oggi pomeriggio la diretta di Emilio Fede ed era una barzelletta, cioè una diretta della trasmissione del... Non mi ha capito, io parto da No, ma voglio dire, resta il fatto che comunque alcuni giornalisti mi scusi, Stefano Santarossa, sono tutt'altro che giornalisti. Mi scusi, se lei va a pigiare il tasto 6 e esce Emilio Fede, sa che Emilio Fede fa una determinata, diciamo, televisione vicina al governo, meglio, vicina a Berlusconi. Lei gira e non paga il canone, ha capito o no la differenza? Mentre uno deve sorbirsi qualcuno che spara a zero, magari su una persona, a me o a lei o a altri vicina, e se cambia canale deve comunque pagare perché è il possesso dell'apparecchio. Ha capito qual è la differenza? Io non capisco, anche a me piacerebbe guadagnare 2 milioni di euro a stagione come Fazio fa, no? Con la trasmissione Che tempo fa. 2 milioni a stagione, sono 4 miliardi. Anche a me piacerebbe questa libertà di stampa. Però, non so se sei d'accordo, un fatto che il valore del giornalista in quanto tale deriva anche ed è provato dagli ascolti che fanno la trasmissione. Su questo non c'è il TG4 fa 500.000 di telespettatori, probabilmente meno di Telepordenone. No? Non c'entra questo. No, c'entra, nel senso che ma scusi, è mantenuto, quello spazio semplicemente perché... Noi. Ma vuoi capirlo che non lo manteniamo noi? Sì, non lo mantiene lei Tele4. Perché non si fa sigillare? Non lo manteniamo noi. Doveva essere sigillato per altri motivi. Non lo mantiene né lei, nessuno. Cioè, se volete guardate, se no girate. Nel senso... La storia di Emilio Fede parte da... Si ricorda Fiumicino? Si ricorda Alfredo di Fiumicino? Emilio Fede si sa. È un personaggio assolutamente improbabile. Emilio Fede, da Juventino addirittura è passato milanista per far piacere a Berlusconi. Pensi se a me piace uno... Comunque Emilio Fede, se poi vuol saperlo, è stato il primo giornalista, al di là di tutto, che si è fatto il sederino in Africa andando in mezzo alle rivoluzioni, andando a portare la televisione nei luoghi e non appoggiando il sedere in un albergo e scrivendo poi, facendo finta di fare gli inviati. Che poi sia cambiato nel tempo, non sono problemi miei. Sì, ma io non ho nemmeno il tempo come gli altri, è stato nominato in periodo di Rai dai potenti del la Rai, guardi, anche qui mi viene da ridere. No, ma io non so la Rai viene divisa a blocchi. Cambia il governo, cambiano i direttori. Diciamo che questo è sbagliato. Allora. Ma a me è sbagliato o non sbagliato? Allora facciamo sì che non... Allora privatizziamo la Rai. Benissimo. Punto, e a capo, non ho capito. Ma perché? Sa che il maggior azionista della Rai è un ministero? Beh, diciamocela anche questa. Va bene. Bene, grazie Stefano, mi fa sempre sudare Stefano, l'amico ma se no non sono radicali, presidente dei Radicali Friuli.